Quarta corsa, premio Casaralta. È un doppio chilometro per discreti 3 anni. Sono in 5 al via dopo il ritiro del numero 5. 1 Apesan, Paolo Leoni, 2 Azimuth Griff, Roberto Vecchione, 3 Ava Garner Treb, Marco Volpato, 4 Giulianova, Antonio Greppi, 6 Olo Fost, Vincenzo Piscuoglio al posto di Antonio Di Nardo. Parte piano come sempre Azimuth Griff. Veloce Ava Gardner Trap, cerca di rientrare a Giulianova, ma alla fine la Saura, la francesina, che prende il comando con Antonio Greppi davanti a Ava Gardner Trap, poi Apesan, al largo Olofost. Vediamo Vincenzo Piscoglio che avanzare deciso. Vediamo se andrà a chiedere strada, quale sarà la scelta di Antonio Greppi. Siamo al primo passaggio davanti alle tribune e Antonio Greppi non si muove e lascia sfilare l'avversaria. Olofost al comando con tutta la gradualità del caso dopo 400 metri. E quindi Giulianova in seconda posizione, ma si muove subito anche Azimuth Griff, ma c'è l'errore Numero improvviso. 6, Olof Host, L'errore improvviso sulla curva di squalificato. Olofost e quindi rimane al comando Giulianova. Intanto i 600 sono passati in 46,8. Avanza Azimuth Griff, vediamo, forse per ora Antonio Greppi dopo un giro decide di rimanere al comando, anzi no, vediamo quali saranno le scelte. Alla fine lascia sfilare Azimuth Griff che dopo un giro in 1-2 è il nuovo battistrada, quindi Azimuth Griff, Giulianova, Ava Gardner Treb e Apesan. Questo è il quartetto rimasto in gara. Stiamo arrivando al primo chilometro passato dal maschio da Love You in 1,18 scarsi. Secondo passaggio davanti alle tribune, Azimuth Griff, Roberto Vecchione al comando davanti a Giulianova, Ava Gardner Treb e Apesan. Nulla cambia. Frazione in 15 appena abbondante con Azimuth Griff che ora va abbastanza di ritmo, sempre seguito da Giulianova e Ava Gardner Treb e Apesan. Nessuno si muove, le posizioni sono ormai cristallizzate con in vantaggio allievo di Holger Heller della scuderia Furia, Azimuth Griff, che ora allunga nuovamente da Giulianova, che ancora tonica seconda davanti a Ava Gardner Treb e poi l'uno di Apesan. Le posizioni non cambiano, sempre in vantaggio Azimuth Griff. Ora accenna a spostare all'esterno Giulianova che vuol provare lo speed in retta d'arrivo. Si avvicina anche Ava Gardner Treb, Azimuth Griff sempre in vantaggio, lo scatto di Giulianova, poi di dentro Ava Gardner Treb, ultimi 100 metri con Azimuth Griff ancora in vantaggio. Ava Gardner Treb e Giulianova nell'otto ormai solo per il secondo posto, perché Azimuth Griff viene a vincere davanti a Ava Gardner Treb che rientra Giulianova. Viene sollecitato anche dopo il palo, probabilmente si era un po' impegrito da Roberto Vecchione che ha colto il suo doppio. Come sempre qua a Bologna Roberto Vecchione coglie tantissimi successi, anche questo per Holger Heller da favorito alla quota di 1,57. Azimuth Griff, Roberto Vecchione, Holger Heller.